Corridoi vuoti, sale d'aspetto deserte, l'ospedale come non siamo abituati a vederlo nel cuore della notte. Sembra tutto chiuso, invece le grandi apparecchiature diagnostiche come TAC e risonanza magnetica funzionano a pieno regime. Liste d'attesa accorciate, niente code né attese per i pazienti, gli esami si fanno solo su appuntamento, uno ogni mezz'ora, senza bisogno di prendersi i permessi dal lavoro per effettuare la visita o accompagnare un familiare. Invece di aspettare troppo tempo come si faceva prima, adesso anche se fanno notturna, per me va bene insomma. Io avevo l'esame alle 23, mercoledì me l'hanno anticipato ad oggi e vuol dire molto perché un servizio serve soprattutto a chi lavora che ha poco tempo. Sono riuscita a averla presto, 4 giorni, quindi sono contenta. Dato che ne avevo bisogno e avevo timore di dover aspettare mesi oppure doverla fare a pagamento, invece così sono contenta. Sono venuta a accompagnare mia moglie, è una bella cosa questa qua, perché altrimenti non avrei potuto, perché vado a lavorare. È la grande rivoluzione della sanità avviata dal 1° settembre e partita sperimentalmente nell'ULSS 9 Trevigiana da luglio ed è già boom di prenotazioni. Da luglio, in cui abbiamo iniziato progressivamente, a oggi abbiamo già garantito 525 TAC tra TAC e risonanze e abbiamo anche almeno altre 500 prestazioni da qui poi a dicembre. Ci sono poi le visite e gli esami il sabato e la domenica, oltre 770 le prestazioni già erogate, altrettante sono prenotate fino a dicembre. Abbiamo ormai l'overbooking di richieste rispetto al fatto di andare di notte in ospedale, il che è un grande cambiamento culturale. Quindi determinazione di una squadra che inizia poi dagli nostri operatori che non finirò mai di ringraziare per aver accettato di essere i primi in Italia a fare questo. Rivoluzionato il piano di lavoro e i turni del personale. A fronte della richiesta che ci è pervenuta abbiamo studiato un nuovo modello organizzativo e un sistema che permettesse proprio di riuscire a espletare queste prestazioni aggiuntive che quindi vanno al di fuori del nostro orario abituale.